Per la Dengue fortunatamente esiste adesso un vaccino, il Qdengue, che è attivo su 4 tipi di virus sempre Dengue che abbiamo, per cui tutti i viaggiatori che intendono andare in queste aree geografiche che attualmente sono a rischio per la diffusione di queste infezioni, sarebbe bene che si vaccinassero. È un invito quello che arriva da Anna Maria Cattelan, direttrice del Dipartimento di Malattie Infettive dell'azienda ospedaliera di Padova. Chi dovesse recarsi in area a rischio dengue, zone tropicali e subtropicali dell'Africa, il sud-est asiatico, la Cina, l'India, l'America Latina e centrale, l'Australia, è invitato a usare una forma di prevenzione che per diventare efficace ha bisogno di un paio di mesi. Molti i casi registrati durante l'estate a Padova, in città e in provincia, in viaggiatori rientrati dall'estero. In tutte le aree di residenza è scattata un'importante opera di disinfestazione. Nessun vaccino esiste invece per la West Nile, che nel Padovano conta un terzo dei casi di tutto il Veneto. La vaccinazione rappresenta una profilassi primaria, vale a dire noi andiamo ad impedire che l'infezione si manifesti e si possa contrarre. Per cui per il West Nile virus non esiste la possibilità di fare una vaccinazione, esiste soltanto una possibilità di proteggersi. I suggerimenti sono noti, dai repellenti alle zanzariere, febbri e infezioni, frutto dei tempi e dei cambiamenti climatici da cui dobbiamo imparare a proteggerci e difenderci. Una volta noi consideravamo il cosiddetto protocollo delle febbri estive da giugno a settembre-ottobre, adesso sicuramente questo periodo va allungato di gran lunga. Faccia conto ad esempio che in Spagna il primo caso di West Nile l'hanno avuto a marzo,